Disturbing 2.11. Ai microfoni e in video per Smell Radio, Rodolfo Calorio. Disturbing rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini. Le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, sono l'energia dell'interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora. Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo, o forse dovrei parlare della città che conoscevo, nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti, ma ormai rarefatte visite alla città tedesca. L'interferenza di questa sera è duplice perché è musicale e il set che ascoltiamo oggi è di uno dei DJ e producer berlinesi barra hamburghesi più antipatici che conosco, ma nonostante questo lo stimo ai massimi livelli. Lui risponde al nome di Rampoe. Duplice interferenza perché questa sera ci sono due ragazzi che adesso si cimenteranno nel descrivere delle emozioni, forse create dal sound che ci accompagna in questa ora e 20 circa di Disturbing, ma siamo naturalmente in differita, poi c'è un occhiello di cui vi parlerò. Comunque torniamo ai ragazzi. I ragazzi dipingeranno qualcosa, scriveranno qualcosa, magari una lettera d'amore per me, non lo so. Sicuramente nonno fa segno di sì con la testa, nonno naturalmente non è così, è un nomignolo, è un amico. Comunque i ragazzi di oggi sono Giulio e Thomas. Grazie.
Indossiamo le mascherine ormai perché l'aria si è fatta acre con gli spray mentre ragazzi lavorano. Dicevo che sì, c'è una sorta di sottostoria a questa interferenza di quest'oggi, perché stiamo registrando venerdì 2 luglio, la sera dei quarti di finale dei campionati europei. L'Italia gioca con il Belgio, per cui la partita inizierà tra meno di un'ora, quindi ciò significherà che a un certo punto noi lasceremo la musica andare, ma ci scuserete, ma ci siederemo per terra o sul divano a guardare la partita, mentre le ultime note di Rampue, un ragazzo ormai 28enne che ho conosciuto 10 anni fa ad Amburgo. Lui è originario di un piccolo paese intorno al Land di Amburgo, che è una città-stato che ha una forte connessione con la capitale, non solo per la distanza ridotta, sono meno di 200 km, ma anche per una questione sociale, culturale, politica. Comunque Amburgo è una città-stato e questo ragazzo viene da un piccolo villaggio e l'ho sempre incontrato, avvicinato, insomma amici in comune, ho sempre riscontrato il suo essere profondamente schivo, al limite della maleducazione, e sicuramente non un personaggio simpatico nella scena in generale. Non è un'opinione solo mia personale, ma ciò non mi influenza. La sua musica mi è sempre piaciuta da quando aveva 18 anni, cominciava a fare le sue prime produzioni e io le sentivo, essendo parte di quella crew di Amburgo che calcava alcuni dance floors, alcune scene artistiche. Mi è sempre piaciuto, questa è un'evoluzione del suo sound, è un set registrato lo scorso 2019, l'estate del 2019, al Fusion Festival di Rostock, di cui abbiamo già parlato in altre interferenze qua di Stirring. Vi lascio il sound di Rampue e l'arte, l'espressività, la creatività di questi due giovani ragazzi, Giulio alla vostra sinistra e Thomas alla tedesca, io la dico così, alla mia destra e anche alla vostra. Enjoy it! Sure.
Krass. Susan macht ja jetzt. Das ist so ziemlich die erste Reaktion. Questa è più o meno la prima reazione di tutti quando sentono Sonne, Park und Sterne ed esclamano oh fantastico, ma questa musica è fatta adesso? Nel senso mai contemporanea questa musica, ad essere onesti sì, ed è questo il successo di Rampway, di essere contemporaneo, nonostante tutto sia diverso nel suo sound, o almeno nei tratti distintivi del suo sound. Rampway crea con cura e si annida nel suo sound tra voci soul, basso, super low frequency, high e è davvero preciso. Preciso in quello che secondo me è inequivocabilmente il suo
adesivo, cioè Rampue produce Keta disco e non house music. Questo è il suo tratto distintivo. Per cui possiamo comunque perderci in questa ricerca, anche semplicemente a Disturbing, complici i gas delle bombolette, come nella prima apparizione di Thomas qua a Disturbing. Avevano cominciato a darmi di matto e sta succedendo puntualmente anche stasera, per cui non so cosa ho detto, non so come l'ho detto, non so cosa dirò.
si avvicina il fischio di inizio di Belgio-Italia, per cui questi sono gli ultimi minuti in cui noi saremo concentrati su quello che stavamo facendo, cioè sostanzialmente cazzeggiando, ma spero vi sia piaciuto finora. Ci apprestiamo a guardare l'Italia. Forza Azzurri, io. Questa è la Disturbing, Rodolfo Calorio, Smell Radio. Vielen Dank und gute Nacht. Mentre già mi apprestavo così a cambiare il mood della serata, mi sono reso conto che non ho ringraziato, c'è una cafoneria pazzesca, non ho ringraziato Thomas e Giulio e Thomas, che stasera hanno dato sfogo alla propria creatività qua a Disturbing, un'interferenza nell'interferenza. Era la 2.11 da Rodolfo Calorio, è veramente tutto. Gute Nacht.
Fish